Per fortuna ce ne sono già tanti di progetti di collaborazione vera, e cioè società che si mettono in maniera importante insieme per promuovere un'attività agonistica soprattutto, ma anche sociale di livello superiore rispetto a quello che farebbero se fossero da soli. Fotografo una regione importante, certamente un pochino decentrata rispetto a quelli che sono le regioni, diciamo, trainanti dell'ambiente della pallavolo, ma che sarebbe veramente molto bello sviluppasse un'attività congiunta di collaborazione, perché qui ci sono altezze, qui ci sono cromosomi motori, c'è una storia di scambio di vari popoli, quindi credo che il Friuli Venezia Giulia possa essere una di quelle regioni che, se sviluppate, può dare grandi soddisfazioni alla pallavolo. È la prima volta che un club Italia, quindi un gruppo di giovanissimi under 20, partecipa a un campionato di A1. Crediamo, la federazione in primis, che questo ultimo anello nel passaggio tra il giovanile e l'alto livello possa essere questo Club Italia in A1. Sono molto contento di poter allenare quelle che sono le ragazze del futuro. Abbiamo massimo ragazze di 20 anni, quindi credo che abbiano ancora grandi possibilità, ma abbiamo ragazzine anche di 16-17, quindi credo che alcune atlete sono già formate probabilmente per un livello inferiore alla 1, quindi si cimentano, pur essendo già maggiorenni, certamente in un contesto di qualità superiore. Tappa verso Rio si sviluppa che a gennaio abbiamo la qualificazione olimpica, pochissimo tempo per prepararla, e quindi cercheremo di ottimizzare e di portare le ragazze più in forma, perché l'obiettivo delle Olimpiadi è un obiettivo veramente importante. Il mio, più che un libro, è una testimonianza, è un libro intervista che un giornalista del Resto del Carlino mi ha spinto a farlo, nel senso che io ero un pochino restio all'inizio. Quello che può essere un percorso che ognuno di noi ha. Io ho sempre voluto fare l'allenatore fin da piccolo, quindi si spiega un pochino la genesi di questa passione, i vari momenti, quelli molto belli e anche quelli molto brutti. La riga e il cerchio, perché? Perché la riga è una persona che, se è troppo rigida insieme a un'altra riga, non formerà mai un cerchio, ma se diventa elastica e diventa duttile, può formare tutti insieme tante righe un cerchio, e il cerchio può insieme vincere. I soggetti che partecipano a Horizon sono in primo luogo i due promotori, PAV Udine e Volley Codroipo, e abbiamo anche due società che stanno aderendo, stanno provando ad aderire, che sono Stella Volley e PAV Bressa. Totale 4 società della provincia di Udine. Le finalità sono condivise da tutti quanti i soggetti e sono far crescere il volley giovanile nella provincia di Udine, sostanzialmente cercare di creare un gruppo che possa portare avanti sia squadre di elite sia prime squadre, dove facendo giocare tutte quante le squadre del territorio e soprattutto avendo a disposizione dei numeri che siano paragonabili alle realtà venete, che stanno facendo molto bene in questo momento a livello nazionale. Gli obiettivi sono appunto una crescita che porti la provincia di Udine a livello nazionale. Abbiamo circa una decina di palestre che utilizziamo. Noi siamo operativi in 7 comuni con attività di volley e mini volley, e in altri 5 comuni entriamo utilizzando le strutture scolastiche con mini volley scolastiche e progetti scuola. L'idea è nata con un obiettivo a 5 anni, proprio perché bisogna cominciare dai più piccoli per arrivare ad avere un gruppo che potrebbe essere un 2003-2004, fra 5 anni potrà cominciare ad ambire ad avere degli obiettivi da prima squadra sostanzialmente nel nostro gruppo. Il gruppo nostro arriva fino alla B1, quindi in realtà ce n'è parecchia di strada da fare. Adesso abbiamo oltre 300 tesserati e di questi sono circa 250 tesserati che partecipano a campionati e tornei dall'Under 12 in su. È il gruppo più grosso che c'è a livello regionale e sono numeri che sono paragonabili a quelli di realtà venete. Noi ci ispiriamo molto alle Ali.
le ali di Padova come modello. Far vedere che anche delle attività con la nazionale sono qualcosa che si possono fare. Noi adesso abbiamo delle ragazze che vengono dal Friuli Venezia Giulia che sono nelle nazionali giovanili. Abbiamo l'intenzione di portare avanti questo progetto proprio per cercare di aumentare la presenza del volley friulano a livello nazionale, sia nazionale inteso come selezione nazionale, sia come nazionale inteso come campionati nazionali di società giovanili. Grande maggioranza no, c'è una buona componente pavudine e poi c'è un territorio molto vasto che va, direi, da Codroipo a Basiliano, da Coseano fino a Varmo, che offre naturalmente molte altre leve, e ho visto anche qualche leva maschile, cosa assolutamente importante. Su questa base si vorrebbe costruire per il futuro quello che è lo zoccolo duro per una prima squadra che speriamo resti nel futuro in B1 quantomeno. Ed è questo un po' il significato di questa iniziativa, che può sembrare un po', come dire, decentrata rispetto alla Pavudine, ma fondamentalmente il volley ormai vedo si sta muovendo verso realtà provinciali un po' più piccoline, vedi Martignacco da un lato, vedi Talmassons dall'altro, e adesso verrà su anche, presumo quest'anno, vedremo nel futuro anche Fiumicello arriverà tra questi. Quindi è importante avere una base in provincia. D'altro canto diamo un'occhiata a sto palazzetto, non farebbe proprio schifo una B1 qua, no?